Jacob si stabilì tetiere che aveva star sopari, tetiere di Canaan. Questa è la storia di Gernassie di Jacob. Joseph aveva 17 anni, appassionava la roba menuda insieme coi suoi frati. Egli era in chimozzo venuto e viveva coi figli di Bile e coi figli di Zilpe, femmine di sopari. E Joseph gli contava sopari tutto il male che riceveva attorno di loro. Jacob voleva più bene a Joseph che non a tutti gli altri figli, perché lo aveva voluto quando era in l'acquians e aveva fatto un'etonia con le mani lunghe. Quando i frati sapevano che sopari voleva più bene a lui che non tutti gli altri figli, lo chiappavano in asse e non erano buoni di fevelai in Gerusalemme. Joseph faceva un sion e cantava ai suoi frati che lo chiappavano anche più in asse. Ur disse, sentite sion che hai fatto, mi pareva che noi eri in tai camp alle abbalciui e vecchio gli abbalciui si drezzava e stava su impilato e questi sbalciui erano intorno di lui e si pleavi in partiere denando al mio balciul. E rispondere in suoi frati, sì che dunque tu voleresti dire che tu regneras per solo di noi, o ben che tu sarai in nostri paron. E lo aderai in chi di plui per via dei sei siums e dice che aveva contato. Al facendo uno un altro sium, ero al cantare ai suoi frati. Ho tornato a fare un sium. Mi pareva che il sorelli, la luna e un di stellis si pleassero in partiere denando di me. In i contalsium a sopari e si fradis, ma i sopari gritai e dise, bisiums che tu fasis, sì che io, Tomari e i tei fradis, avresti di vigni e buttassi in genoglon denando di te? I sei fradis avevano gelosia di lui, ma sopari arrumiava la roba dentro vie. I sei fradis erano appassionati la roba minuda di loro pari a Sichem. Israele disse a Joseph, i tei fradis non sono là a passione a Sichem, passa chi che ti mandi lì di loro. E rispose, o sei pronto? E disse, vamo, viociamo castagni di fradi il bestian e torna a servire mia di alg. Lo mandate valade di Hebron e Joseph arriva a Sichem. Un uomo lo inquindre che alleve cae là per campagna e gli domanda, c'è stiris tu? E risponde, o ciri miei fradis, dismi per plasela che son là a passione. Disse l'uomo, e anche vado esistendis di chi io hai sentus che disevin, a nin adotan. Joseph al partì a ciri si fradis e ho chiata adotan. Lui vedere di lontan e prima che arriva a sdonghi o complottare di fallo morire. Si diseri un cull'altri, bello che arriva che dai siums. Dai a nin, copinlo e buttinlo in qualche pozzo, o diserin che lo ha fatto fuori una bestia salvadia. Vi dice che zovaran i sei siums. Ma Ruben lo sentì e al voleva salvarlo des loro sgriffi. Dissal, non stinga a copalo. Ruben lo disse, non state a spandere il suo sangue, buttarlo in tul pozzo dal deserto, ma non state a mettergli le mani intorno. Al diceva così per salvarlo des loro sgriffi e tornarlo a partare a sopari. Quando Joseph arriva là che era in sei fradis, lo richiavare in la tonia, che tonia con le mani lunghe che lo aveva intorno, lo brincarin e lo buttare in un pozzo. Agli era un pozzo vuoto, senza aghe. Poi si sentarono a mangiare un spell. Alzanti voi, avevano una carovana di ismailizi che arrivavano di Galad. I loro camelli erano chiamati di gomma dragante, di balsim e di lauding, che portavano a vendere in Egitto. Disse allora Giuda ai suoi fradis, non sto in alconto a coppare questi fradi a chiuvargli il suo sangue. Facendo così, vendinlo ai ismailizi, ma non stinga a metterli in man per me, alle sempre nesti fradi, deve essere chiaro. E i suoi fradi se lo ascoltarono. In quella passarono oms di Madian, marchiadanz, a tirare fuori Joseph dal pozzo e per 20 ciclos darint a vendere Joseph ai ismailizi, che lo menarono in Egitto. Quando Ruben al torna lì dal pozzo, Joseph non gli era altri. Allora si sbreghi, si vestì e torna dai fradi sul di sé. Il frutto non è poi là dentro, c'è fasio io come. E allora chiolare in la tonia di Joseph, i tagliare in sgrasolare di un bec e a mettere in la tonia in muelta al sangue. Poi mandare in loro padre la tonia con le mani lunghe e mandare a dire che si speraulis. Chiale c'è convinchiatato, io se per caso non fosse la tonia di tuo figlio. Lo al chialai al disè, e io la tonia di mio figlio, lo ha fatto fuori una bestia salvaria. Joseph è stato proprio slambrato. Jacob al sbreghi si vestì, al mettere un sacco da iombui e al portare corrotto per suo figlio un nevorone a lungo. Lui ci si fisse e li sosfisse venire dai fuarci, ma lui non voleva sapere di nessun confuarte al diseve. No, o vuoi là col corrotto in che l'altro mondo non gli di mio figlio, e su pari lo vai. Intanto i Madianiz lo vai venduto in Egitto a Putifar, un chiastrato al faraone e sole stande suaitis.